Era il 1° gennaio del 1880 quando i portoghesi arrivarono qui in Uruguay navigando il Rio de la Plata. Dopo circa 20 giorni Manuel Lobo, governatore della capitania di Rio de Janeiro, desideroso di consolidare i suoi affari qui in America del Sud, decide di spingersi verso il Rio della Plata e così fondò la nuova colonia del Santissimo Sacramento. Questa fu il primo insediamento e la prima e più antica città dell'Uruguay. Una cittadina cresciuta negli anni ma che conserva intatto il suo centro storico, dichiarato nel 1995 patrimonio dell'umanità. Feltre dunque unisce la sua bellezza di città di montagna con quella di colonia che conserva più stili architettonici, quello portoghese, lo spagnolo e quello postcoloniale. C'è questo gemellaggio certamente, come hai detto tu, con Feltre, che è una città carissima per me e per la mia famiglia, perché lì sono le mie radici, e hanno questo gemellaggio importantissimo con Colonia del Sacramento, che si trova in Uruguay. Una cosa che hanno in comune sia Colonia del Sacramento con Feltre è il fatto che sono entrambi patrimonio UNESCO, perché il territorio dove si trova Feltre è parte del patrimonio Dolomiti UNESCO. Data la sua vicinanza a Buenos Aires, navigando il Rio della Plata, in un'ora circa si arriva in Uruguay, colonia e meta anche di tanti italiani che vivono nella capitale argentina e che fanno un salto da queste parti per gustarsi un giorno di totale relax, immersi nel silenzio di una città davvero di rara bellezza. Bisnonno, che è partito da provincia di Belluno, è partito da Servo di Sovramonte, che si trova a Feltre, quindi anche ho famiglie lì, che siamo spesso in contatto. L'ho vista a Feltre, è bellissima, spettacolare. Feltre ha una storia lunghissima, ci sono tracce anche prima dai Romani, che poi è diventato un importante municipio romano, non soltanto la sua bellezza ma anche perché è un posto strategico vicino al fiume Piave e con le alte cime delle vette feltrine, che anche ha fatto parte della via Claudia Augusta, e anche il Dante ha fatto entrare Feltre nella Divina Commedia. Il gemellaggio è questo un patto d'amicizia, questo rapporto stretto tra due città che ci permettono un sacco di cose, per esempio scambi non soltanto d'amicizia ma anche culturali, e con la cultura viene anche per esempio la lingua, e questi scambi ci permettono di poter diffondere e espandere la lingua e cultura italiana in ogni parte del mondo. Quello mi sembra stupendo, anche dalla parte dell'aspetto economico e del turismo. Questo ci permette di arrivare a tutte le parti che ci sono queste città con gemellaggio, e quello permette anche a poter avere scambi con delle aziende, con le persone che operano all'estero, quindi mi sembrano iniziative stupende e permettono certamente le comunicazioni, tutti questi scambi che in un altro modo magari non si fanno. Colonia del Sacramento rafforza i suoi legami con Feltre attraverso un interscambio culturale di notevole interesse. La sua breve storia continua a raccontare il suo passato coloniale e continua anche a mostrare la sua vera e preziosa bellezza.